nel 2024 ci saranno il 4 febbraio gli Internazionali d'Italia. Internazionali d'Italia, la prima tappa sarà a Riola, mentre poi il 6 e 7 di aprile ci sarà l'appuntamento per la terza prova del campionato del mondo MXGP, con, diciamo così, abbinato a quella gara il mondiale femminile e l'europeo 125. Come da circa 15 anni, ogni anno, ogni inverno, le squadre maggiori e le squadre minori, anche, vengono qua sempre, diciamo così, a trascorrere, a fare i test invernali, che la stagione, diciamo così, inizia verso il 20 di dicembre e sino a febbraio si alternano. E quindi abbiamo la presenza di tantissimi piloti, tantissimi team, tantissimi accompagnatori, quindi si crea veramente un volume importante di persone, stiamo parlando di migliaia di persone, che stanno qua nel territorio, soprattutto nel territorio dell'Oristanese, perché è molto allargata la cosa. Quindi portano benefici economici sicuramente al territorio e ripeto, da oltre 15 anni. Siamo dei semplici appassionati che veramente dedicano l'anima a questa cosa, a questo sport. Per noi è una grandissima soddisfazione, perché veramente siamo nati dal nulla e dal nulla siamo arrivati al campionato del mondo. Era un sogno, io in primis e gli altri uguale, che sembrava una cosa pazzesca che potesse avvenire, invece è avvenuta. Noi siamo veramente orgogliosi, cioè nel 2024 saranno 10 edizioni degli internazionali e sarà il quarto mondiale, cioè tanta roba. Ma ti dico, guarda, la soddisfazione maggiore di tutta questa cosa è il giorno della gara, quando tu ti affacci da quella collinetta dove sono i paddock e vedi il pubblico. Allora, il pubblico è la più grande, è la risposta del pubblico per noi è la ciliegina sulla torta, perché vuol dire che stiamo facendo qualcosa che alla gente piace, è una cosa importante.